È sempre un'emozione, sì, la mattina della barcolana. È bellissimo poter interagire assieme alla natura, superare i propri limiti. La tua testa, il tuo spirito, il tuo essere si integra col mare, col vento ed è una meditazione che accade naturalmente. Non c'è un aggettivo, credo, che riassume il legame che si prova quando si è su una barca a vela, perché non si è solo su una barca a vela, non si è solo sul mare. Il mare ti culla, il mare ti ricorda il tuo legame ancestrale con l'acqua, quasi un legame con quando si era nella pancia della mamma. Il fatto di far vela anche ci fa vivere più ambientalisti. Bisogna avere un grande rispetto per la natura, perché l'ambiente ci sta dicendo che per troppo tempo non è stato rispettato come avremmo dovuto. Quindi sono tante cose assieme. È sempre un'emozione, sì, la mattina della barcolana. Subito si ascolta se c'è bora, se si sente dei rumori. La città respira vela da sempre, ma grazie alla barcolana, che comunque è la regata più grande del mondo, è conosciuta ormai come la città della vela, un po' ovunque. Io sono Manuela Mandler, 47 anni e ho questa passione per la vela già da tanto tempo. Adesso è da 6 anni che facciamo le regate con il Meteor, che è questa barca di 6 metri, e la barcolana è anche molto bella con questa barca perché ci si sente una formichina in mezzo ai giganti, quindi è molto emozionante. Nevio è il nostro centrale, è Roberto che è mio papà. Per me è una cosa tradizionale, sì, perché già mio papà faceva anche 470, faceva anche regate, quindi è comunque una passione che è stata trasmessa dalla famiglia. Mio nonno aveva una barca a vela, facevamo le barcolane assieme quando ero giovane. Andiamo un po' più veloce perché prima della regata dobbiamo provare il campo di regata, vedere dove sono le boe, e provare il vento, le vele, eccetera. E lei doveva fare la barcolana con noi, ma invece troppo vento? Va bene, la prossima. I miei bambini, che hanno 11-7 anni, fanno barca a vela già da qualche anno, hanno acquisito un'indipendenza e anche una sicurezza di se stessi, quindi è veramente una cosa che ti fa superare i tuoi limiti. Eccoci. La prima barcolana l'ho fatta con mio nonno. C'era bora, avevo un po' di paura sinceramente perché poi stavo iniziando a far vela. Poi invece le altre, quando anch'io facevo vela e quindi avevo più esperienza col mare e col vento, è stato più bello. Non so dirti quanti ne ho fatto perché ho iniziato con mio nonno, poi ci sono state alcune prima di andare in Brasile. Sono andata per amore, mi sono innamorata di un brasiliano qui a Trieste, l'ho seguito e poi mi sono innamorata del cinema. Quindi ho iniziato a lavorare col cinema, sono tornata qui, gli amori passano, le passioni è quello che si fa anche noi, insomma. Adesso abbiamo ripreso da 6 anni. Ciao, come va? Se vuoi salire intanto che mettiamo la randa, è una barchetta piccola senza tante pretese, ma quando ha voglia riesce un po' a dar da filo da torcere agli altri. Questo qui è uno spinnaker che usi quando hai il vento dietro. Questo è invece la drizza dello spi, è quella che ti serve per tirarlo su in cima all'albero. La vela è certamente uno sport che appassiona molto anche per la competizione. A me piace competere, ti permette a qualsiasi età e anche non allenandosi ogni giorno di riuscire a competere e a essere competitivi e arrivare anche bene, quindi questo che mi piace. Qui a Trieste certi hanno l'occasione e l'opportunità di provare, ma è ancora uno sport considerato un po' d'élite. Questa regata è proprio davanti alla città, davanti ai moli, in modo che tutta la città può partecipare alla regata guardando dal molo. Io sto sempre qua al timone. Il ruolo di un timoniere durante la partenza è fondamentale perché appunto si può scegliere assieme dove partire, però poi sta al timoniere appunto proprio fare la manovra di partenza. E poi hai comunque il timone in mano tutta la regata, quindi dipende da te nel momento in cui si vira, si stramba, si va da una parte o dall'altra.
si decide assieme, ma è il timoniere poi che decide il momento esatto. Bisogna avere sempre molto rispetto per il mare e molto rispetto anche per tutti gli altri, quindi indipendentemente dai ruoli che si hanno è importante che tutti appunto siano coordinati e lavorino e siano in sintonia. Io credo che tutti dovrebbero provare ad andare in barca. È bellissimo poter appunto interagire assieme alla natura, superare i propri limiti. Andando in barca ci sono proprio dei momenti in cui naturalmente non si pensa a nulla, naturalmente la tua testa, il tuo spirito, il tuo essere si integra col mare, col vento, ed è una meditazione che accade naturalmente quando si va a vela. Un po' a sinistra? Siamo partiti 2 minuti e mezzo dopo la partenza, quindi non bene, però poi abbiamo recuperato, quindi in realtà insomma, vari di quelli della nostra classe dei Meteor sono dietro di noi, quindi contenti. Però è stato durissima, le mani, le braccia, veramente una fatica, una grande fatica. In mare trovi un legame con te stesso che nella realtà di tutti i giorni non ce l'hai, è una cosa molto più naturale, più forte. Quindi prima dello sport c'è la passione, il collegamento con la natura e con te stesso.